Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. In apertura una tragedia della strada con un ragazzo di 23 anni che proprio oggi li compiva morto in un incidente che è avvenuto all'alba alle porte di Pagnacco. Si è trattato di uno scontro tra due auto gravi, un coetaneo e una donna di 46 anni. Giovane residente a Maiano, Nicolas Giorgio, che proprio oggi compiva 23 anni, è deceduto all'ospedale di Udine poco dopo il ricovero a seguito di un incidente stradale accaduto questa mattina poco dopo le 6 lungo la ex strada provinciale 49 all'ingresso del comune di Pagnacco. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate 2 monovolume e 3 persone sono rimaste ferite in maniera grave, trasportate d'urgenza all'ospedale del capoluogo friulano. Il 23enne maianese, alla guida di uno dei 2 mezzi, non ce l'ha fatta, mentre sono gravi in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita, un giovane di Treppo Grande, anche lui 23enne, che viaggiava con l'amico di Maiano, e una donna di 46 anni, pure lei di Treppo Grande. Notevoli i disagi per il traffico. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Udine per i rilievi, i carabinieri della stazione di Feletto Umberto. La pagina Covid con un'impennata di contagi oggi in regione, dove torna alta l'attenzione sulle case di riposo. I nuovi casi comunicati oggi sono 240 su 9.509 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici eseguiti. Continuano ad aumentare i casi di positività tra il personale delle aziende sanitarie, sono 6 in tutto. Quelli che preoccupano sono i nuovi 8 contagi tra gli operatori delle case di riposo e i nuovi 19 casi rilevati tra gli ospiti. Numeri che hanno portato la SUGI a una progressiva riorganizzazione della RSA San Giusto di Trieste in residenza assistenziale Covid-19. Da oggi accoglierà assistiti positivi al coronavirus con una dotazione iniziale di 10 posti letto. C'è anche una vittima, un uomo di 89 anni di Nimis, ricoverato all'ospedale di Udine. Scendono a 12 le persone in terapia intensiva, sono 51 gli ospedalizzati in altri reparti, 1.388 le persone in isolamento. Oggi udienza al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, per esaminare il ricorso contro l'obbligo vaccinale presentato da 200 sanitari sospesi per non essersi sottoposti al vaccino. Si andrà direttamente a sentenza, anche se resta l'incertezza sui tempi. Non ci sarà una prima risposta alla richiesta di sospensiva, ma si andrà direttamente a sentenza. Il TAR del Friuli Venezia Giulia entrerà nel merito del ricorso presentato da circa 200 operatori sanitari, compresi medici, infermieri, OSS e tecnici, contro l'obbligo vaccinale. Questa mattina in una piazza Unità, presidiata dalle forze dell'ordine, nel caso di possibili manifestazioni che poi non ci sono state, si sono tenute le udienze sia dei ricorsi collettivi che dei singoli casi. Nel dettaglio riguardano 64 operatori ASFO, 111 in SUGI e per quanto concerne ASUFC esiste solo un dato indicativo di 50 ricorsi. Il Codacons del Friuli Venezia Giulia ha rappresentato inoltre un dentista e una infermiera che hanno deciso di non sottoporsi alla profilassi per motivi sanitari. Una risulta già immunizzata, nel senso che ha gli anticorpi, e vaccinarla con gli anticorpi scientificamente può essere rischioso, ci sono vari studi in materia, e un'altra ha problemi di tipo cardiologico, tipo cardiaco. Resta l'incertezza sui tempi del pronunciamento, che potrebbe essere il primo in Italia nel merito e dunque fare giurisprudenza. Secondo alcuni legali potrebbe arrivare a breve, secondo altri se ne riparla tra una settimana. È guerra di numeri in Consiglio regionale. In terza commissione il vicepresidente della Giunta Riccardi ha smentito il sindacato Aroi Emax sui dati dei posti letto delle terapie intensive.
I numeri corrispondono a quelli delle norme vigenti. Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi questa mattina ha risposto in terza commissione consigliare alla richiesta di chiarimenti fatta da Andrea Ossai del Movimento 5 Stelle sul numero effettivo di posti letto di terapia intensiva dopo la denuncia del sindacato Aroi EMAC che parlava di un quadro non realistico. Riccardi ha invece confermato una dotazione di 175 posti letto corrispondente a quanto approvato dal Ministero della Salute nell'ambito del piano potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19. Lungo e articolato poi il dettaglio dei dati, ai 120 posti letto iniziali di riferimento per il Friuli Venezia Giulia se ne aggiungono 58, di cui 55 richiesti dal Ministero, ai quali si sommano ulteriori 3 posti di terapia intensiva corrispondenti a quelli del Day Hospital conteggiati nella dotazione di base che saranno attivati, se necessario, secondo quanto previsto dal piano di potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza pandemica. Tali numeri sono conteggiati, comunicati e approvati dal Ministero della Salute, tenendo conto del fatto che per quest'ultimo sono considerato posti letto attivi sia quelli immediatamente fruibili sia quelli fruibili entro 24-48 ore, mentre quelli allestibili in tempi brevi ma superiori alle 48 ore sono considerati attivabili. I 55 posti letto aggiuntivi rispetto ai 120 già a disposizione rientrano quindi tra quelli conteggiati dal Ministero come attivi perché possono essere appunto resi operativi in meno di 48 ore. 6 docenti dell'Ateneo di Udine firmano l'appello contro il Green Pass e tra questi c'è anche il docente di economia Mario Gregori che spiega le ragioni della sua contrarietà. Io farei intervenire però un professore universitario, un docente di economia di Udine, perché tra i sottoscrittori praticamente dell'appello contro il Green Pass. Mario Gregori, lei come si definisce? Un free vax. Se mi concede 2 parole un po' più d'ordine generale sul Green Pass. L'obiettivo non siamo noi docenti anziani, l'obiettivo sono gli studenti. Purtroppo vedo dai 12 anni ai 30 che sono soggetti nella stragrande maggioranza resistenti al SARS-CoV-2. Quindi in primo luogo io vedo inutile puntare a vaccinare tutte queste persone, o meglio, il rapporto benefici-rischi incerto non mi sembra tanto favorevole. Okay. Poi questo Green Pass ha una legittimità traballante. La norma italiana è al di fuori del regolamento 953 dell'Unione Europea e quindi è una norma fragile, fragilissima. A mio parere non reggerà ad alcuna prova di tribunale. Ancora in tema Covid, sulla terza dose di vaccino è intervenuto oggi il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che è anche presidente della conferenza delle regioni. Se le autorità preposte danno l'ok, ha detto Fedriga, noi ci siamo, e ha aggiunto: mi auguro che la decisione possa essere presa il prima possibile perché se sarà ritenuta utile prima si parte e meglio è. È scontro fra la Procura della Repubblica e il GIP di Trieste nell'inchiesta sulla sparatoria di sabato scorso nel capoluogo giuliano. Il giudice questa mattina ha deciso la scarcerazione di una delle persone arrestate dopo il conflitto a fuoco. Scontro tra Procura e GIP sulle misure cautelari a carico delle persone coinvolte nella sparatoria di via Carducci a Trieste. Dopo il fatto erano scattati fermi di indiziato di delitto e arresti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo Giuliano, Massimo Tomasini, ha disposto la scarcerazione di una delle persone arrestate, l'unico componente la famiglia degli aggrediti, cioè la persona che secondo gli inquirenti sarebbe stata ripresa nei fotogrammi con in mano una pistola in via Carducci. La decisione è arrivata al termine degli interrogatori di garanzia che si sono svolti ieri ed è stata depositata questa mattina. Per i 3 componenti e la famiglia rivale, invece, il GIP ha disposto una custodia cautelare in carcere e 2 arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È una decisione da cui rispettosamente ma fermamente dissento. La impugneremo, ha detto il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. Siamo in una fase caldissima delle indagini in cui, ha spiegato, dobbiamo ancora identificare tutti i componenti. Porre ai domiciliari 2 indagati che potrebbero concertare versioni di comodo, magari con terzi che dobbiamo ancora individuare, è una decisione che per noi nel merito è sbagliata, ha concluso De Nicolo.
Il processo sulla rapina per droga del giugno 2020 a Udine, oggi in Corte d'Assise. I carabinieri hanno ripercorso le tappe delle indagini e dal cellulare di Raimondo Raiola spuntano le foto della pistola che uccise Ramani Zazai. Dai cellulari dei due imputati spuntano le foto di una beretta uguale a quella che uccise Ramani Zazai e le chat che mettono in luce i rapporti tra di loro. È quanto emerso durante il processo in Corte d'Assise a Udine, che vede imputati per rapina e omicidio in concorso Raimondo Raiola, campano di 45 anni residente a Tricesimo, e Jorge Wilfredo Martinez, honduregno di 31 anni residente a Tavagnacco. Il 6 giugno 2020 i due sarebbero dovuti andare insieme a Zazai e a un altro afgano a Torino per una partita di droga, ma la spedizione, giunta nelle campagne di Mortegliano, si tramutò in rapina. Martinez e Raiola, rispettivamente con spray urticante e pistole in mano, si fecero consegnare dagli afghani 4.000 euro destinati all'acquisto dello stupefacente, per poi farli scendere dall'auto. A questo punto dalla beretta partirono due colpi, uno dei quali colpì Zazai alla testa, morì in ospedale 2 giorni dopo. Durante l'udienza, il luogotenente dei carabinieri, Luca Zanatta, ha spiegato che nel cellulare di Raiola sono state rinvenute alcune foto di una beretta 98 FS tenuta in mano dall'imputato. Nello smartphone di Martinez invece sono state trovate 3 chat, una del 24 maggio con la quale l'onduregno metteva in contatto Raiola e Zazai, una del 4 giugno nella quale i due imputati si mettevano d'accordo per l'acquisto dello spray al peperoncino e una, presumibilmente con la vittima, nella quale si prendevano accordi per il viaggio. Inoltre, dai tabulati telefonici risulta che Raiola effettuò il 25 maggio e tra il 4 e il 5 giugno 2 viaggi a Torino. Alle domande del PM, Elena Torresine, degli avvocati difensori di Raiola, Massimo Cescutti e di Martinez, Giovanni Donazzolo, hanno risposto anche altri militari dell'Arma che hanno ripercorso le tappe delle indagini, dall'individuazione dell'auto usata nella rapina l'identità di Raiola e di Martinez, fermati la mattina e la sera del giorno stesso. In particolare, Raiola collaborò con gli inquirenti consegnando il fucile a pompe e alcuni pezzi della beretta regolarmente detenuti. I pezzi della pistola, tra i quali mancava la canna, erano stati appena puliti e oliati. Quando Raiola seppe di dover essere sottoposto allo stab, il tampone che rivela tracce di polvere da sparo, consegnò anche la canna e rese spontanee dichiarazioni. E restiamo in Corte d'Assise a Udine, dove oggi è cominciato il processo per la barbara uccisione di Marcella Boraso, trovata morta nella sua casa di Portogruaro nel luglio del 2020. Prima udienza in Corte d'Assise a Udine per il processo che vede imputati 2 cittadini marocchini, Wael Boulayed di 23 anni e Mohamed Rabi di 22 anni, accusati di rapina e dell'omicidio di Marcella Boraso di 59 anni. Il corpo della donna era stato trovato il 21 luglio 2020 nella sua casa di Portogruaro dopo lo scoppio di un incendio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i 2 imputati l'avrebbero seviziata con un coltello e poi uccisa a martellate in bagno dopo che aveva scoperto uno di loro rubare in camera da letto e infine appiccato il fuoco. Boulayed era stato arrestato subito dopo il delitto e aveva confessato, facendo anche il nome del complice, poi trovato in possesso di una collana della vittima. Davanti alla Corte si è discusso delle questioni preliminari sulle prove da ammettere al processo, sulle quali il giudice deciderà il 20 settembre. Renzo Tondo, deputato di Noi con l'Italia, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR del Friuli Venezia Giulia di respingere la richiesta di revocare l'esclusione della lista con il suo nome dalle elezioni comunali di Trieste. Non voglio lasciare nulla di intentato, ha spiegato Tondo, per rispetto di questi ragazzi che hanno dato l'anima per potersi impegnare nella pubblica amministrazione. Per Tondo l'esclusione è stata decisa per questioni solo formali. Le firme, ha detto, sono state autenticate da me. Per la legge dello Stato posso farlo, mentre per quella regionale no. Torniamo alla cronaca, versa in gravissime condizioni un 20enne di Portogruaro che la scorsa notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra San Vito al Tagliamento e Villotta. In sella una moto, dopo aver impattato contro un'auto, è finito in un fossato riportando gravi ferite. Potrebbe perdere un braccio e una gamba. Sul posto l'intervento di automedica e ambulanza. I sanitari hanno operato mezz'ora per stabilizzarlo, poi il trasporto all'ospedale di Udine. Un giovane non vuole essere riconosciuto attraverso la videosorveglianza e va a svaligiare un locale di Barcola in mutande, ma i carabinieri intervengono e lo fermano sugli scogli.
va a rubare letteralmente i mutande. È la mise, sicuramente singolare, scelta da un ragazzo di 19 anni per svaleggiare un locale di Viale Miramare a Trieste, per evitare di essere riconosciuto attraverso le immagini della videosorveglianza. Nonostante il travestimento, però, al ragazzo non è andata liscia. I carabinieri di Eurusina, Duino e Basovizza, infatti, lo hanno intercettato e bloccato sugli scogli all'altezza del bivio di Miramare dopo che qualcuno lo aveva notato all'interno del locale e avvisato le forze dell'ordine. Il giovane, nell'orario di chiusura, era entrato facendo un man bassa di tutto quello che aveva trovato, dai panini ai tramezzini, dalle birre alle monete lasciate come mancia. Probabilmente perché senza tasche, però, le monetine le aveva perse durante la fuga, lasciando una lunga scia metallica sulla passeggiata di Barcola. Il ragazzo è stato portato nel carcere del Coroneo, dove gli avranno sicuramente dato qualcosa per coprirsi. Un intervento in montagna con la stazione dei Moggio Udinese del soccorso alpino che ha tratto in salvo un gruppo di alpinisti sloveni su una parete del Monte Cavallo di Pontebba. Uno degli alpinisti era stato colpito alla testa da un grande sasso precipitato dalla parete. Il colpo ha destabilizzato e fatto cadere l'alpinista per una quindicina di metri. Sul posto è arrivato l'elisoccorso con una vericellata di una quarantina di metri per il recupero. È Francesco Braida, di 85 anni, originario di Palazzolo e residente a Precenico. L'uomo che ieri, colto da un malore, è finito in acqua nello Stella mentre stava navigando sul fiume con un amico. Sono stati inutili i soccorsi. È un uomo di 94 anni, è stato portato in ospedale dopo che nella sua abitazione a Marsura di Aviano è scoppiato un incendio. Le fiamme si sono sviluppate in cucina e si sono estese al ballatoio, provocando gravi danni al primo piano dell'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco. Cambio ai vertici del comando provinciale dei Carabinieri di Udine. Dopo 3 anni il colonnello Alfredo Vacca lascia alla volta di Roma questa mattina. Il suo saluto. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Udine saluta dopo 3 anni di comando, segnati tra l'altro da difficoltà maggiori per l'attività dei Carabinieri per l'emergenza da Covid-19. Sì, ci siamo trovati a vivere una situazione straordinaria che non pensavamo di dover vivere nella nostra vita, perché è un qualcosa che nell'immaginario nessuno pensa di dover affrontare. Lo abbiamo dovuto affrontare con mezzi straordinari e lo abbiamo affrontato avendo sempre una via maestra, quella di continuare ad essere il punto di riferimento per i cittadini che in questa situazione mai come oggi si sono trovati spaesati. Sono stati 3 anni che purtroppo sono trascorsi troppo velocemente. È una provincia molto bella che mi ha accolto 3 anni fa e che oggi saluto con un velo di amarezza. L'archivio di Ardito Desio è da oggi nel Museo di Storia Naturale di Udine. Contiene documenti, fotografie cimeli delle imprese del famoso geologo Palmarino, la cui spedizione conquistò il K2 nel 1954. L'archivio storico di Ardito Desio è da oggi ufficialmente nel Museo Friulano di Storia Naturale di Udine. Un evento atteso da anni, ma grazie alla passata amministrazione comunale che aveva gettato le basi per l'iniziativa e all'interessamento dell'associazione Amici del Museo Friulano di Storia Naturale, oggi questa importante documentazione ha una sua definitiva collocazione. Ci sono documenti, ci sono quaderni di appunti, ci sono fotografie, ci sono cimeli, tutto quello che Ardito Desio in una vita lunghissima, iniziata nel 1800 e finita nel 2000, ha raccolto con una minuzia, con una precisione veramente certosina. Un grande scienziato, un grande geologo, fondatore della moderna geologia, un grande divulgatore. Noi abbiamo intenzione, adesso che finalmente abbiamo messo a posto questa sede a lui dedicata nell'ambito del Museo Friulano di Storia Naturale, anche di digitalizzare questo ricco patrimonio che possa essere attingibile e consultabile attraverso il sito internet dei civici musei del Museo Friulano di Storia Naturale ovunque. Green Pass e seduti al tavolo sono alcune delle regole per Friuli Doc, che sarà ufficialmente inaugurato domani alle 17:30. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha emesso un'ordinanza che detta le regole di comportamento.
Si alza domani alle 17:30 il sipario di Friuli Doc e si abbassa domenica a mezzanotte. Gli stand saranno aperti giovedì dalle 17:30 a mezzanotte, venerdì e sabato dalle 10 all'1 della notte successiva, domenica dalle 10 a mezzanotte. È quanto prevede l'ordinanza emessa oggi dal sindaco di Udine Pietro Fontanini, che stabilisce diverse misure per contenere la possibile diffusione del virus. Il Green Pass obbligatorio non verrà controllato all'entrata, ma però le persone devono sapere che se saranno controllate e saranno prive del Green Pass saranno soggette a delle sanzioni amministrative. Questo perché è previsto dai dispositivi del governo che quando ci sono delle fiere, delle grandi aggregazioni, sagre, bisogna avere il Green Pass. Le manifestazioni terminano ogni sera alle ore 24, la musica è molto bassa, il consumo delle bevande e dei piatti tipici di Friuli Doc dovrà essere fatto stando seduti, perché tutte le persone saranno servite dagli addetti nei vari stand. Abbiamo le guardie giurate che sorvegliano gli accessi, poi la nostra polizia locale, ci sarà la polizia di Stato, insomma, a vigilare che tutto funzioni per il meglio. Dal 23 al 26 settembre invece a Gorizia, Gusti Off, la manifestazione enogastronomica organizzata dal Comune che è stata presentata questa mattina. È un ritorno alle origini per Gusti, la celebre kermesse enogastronomica di Gorizia, che per l'occasione sarà chiamata Gusti Off e quest'anno si terrà dal 23 al 26 settembre. Un'edizione presentata questa mattina in municipio e che sarà ridotta rispetto a quelle pre-Covid, che avevano visto superare il 500.000 di presenze e centinaia di stand. Questa volta saranno 60 gli espositori provenienti da tutta la Mitteleuropa, ma non solo, creando un'area Covid-free in diverse zone del centro storico. Sarebbe stato impensabile con questa pandemia poter prevedere a Gorizia 500-600.000 persone. Gusti Off è una versione ridotta ma che mantiene in sé lo spirito iniziale appunto di Gusti di Frontiera, però nella totale e assoluta sicurezza, perciò rigorosamente necessario sarà l'accesso con il Green Pass e un ringraziamento naturalmente all'amministrazione regionale, senza cui contributo non saremmo riusciti oggettivamente a realizzare questo evento, perché come tutti possono immaginare ha dei costi elevati se non altro per la sicurezza. Sì, un evento importante per la nostra regione, in formato seppur più ridotto all'evento normale, comunque un evento assolutamente conosciuto dai nostri corregionali ma anche dai paesi contermini. È stato creato un palinsesto che prevede l'Austria, la Slovenia, l'Ungheria, la Francia, quindi un evento comunque più piccolo ma di grande qualità. La scuola Mosaicisti di Spilimbergo potrà diventare un volano ancora più efficace per turismo ed economia se messa in rete con le altre proposte culturali e agroalimentari del territorio, e il governo lavorerà per la promozione, lo ha assicurato il ministro del turismo Garavaglia in visita proprio all'istituto di Spilimbergo. La scuola Mosaicisti è un'eccellenza italiana ma ancora poco conosciuta e questa è una grande opportunità. Il governo lavorerà per programmare un'attenta e capillare promozione in contatto con i vertici dell'istituto, la regione e l'amministrazione comunale. E quanto assicurato il ministro del turismo Massimo Garavaglia questa mattina al termine della sua visita alla scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Successivamente il ministro ha raggiunto la sede della Lega Provinciale di Pordenone, dove assieme alla sottosegretaria alla transizione ecologica Vania Gava ha annunciato le misure del PNRR con 1,9 miliardi di euro destinati al rilancio delle strutture turistiche. Per consentire agli operatori di sistemare le proprie strutture, non solo alberghi ma anche impianti a fune, anche parchi tematici, terme, un po' tutto. Lei ha evidenziato anche il tema della digitalizzazione. La digitalizzazione è quello che ci consentirà di fare il salto di qualità soprattutto nella promozione. Abbiamo bisogno di efficientare, quindi rendere meno energivori tutte le strutture ricettive, ricreative, evitando dispersioni e quindi anche riqualificando e creando un nuovo biglietto da visita per le strutture ricettive. L'Ateneo di Udine e l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale hanno pubblicato i risultati di un'indagine unica a livello mondiale per valutare la riuscita del trapianto di fegato usando uno strumento semplice a cui però finora nessuno aveva ancora pensato. Il Dipartimento di Area Medica dell'Ateneo di Udine e l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale hanno realizzato il primo studio pilota, unico nel suo genere al mondo,
sulla valutazione dei trapianti di fegato. L'idea nasce da un'intuizione, quella di utilizzare nella diagnostica il verde di indocianina. Lo studio, avviato nel 2018 e pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale PLOS ONE, punta a utilizzare il colorante biologico, innocuo per l'organismo, anche su donatori e riceventi d'organo. Questo permette di valutare e monitorare la funzionalità del fegato pre e post innesto, attraverso un unico esame non invasivo, riducendo al minimo i rischi per il paziente. Il trapianto di fegato è un processo delicato e complesso che espone l'organo a una serie di indubbi rischi con importanti ripercussioni sulla sopravvivenza del paziente stesso, spiega il dottor Vittorio Cherchi della clinica chirurgica dell'ASUF e coautore della ricerca insieme al professor Luigi Vetrugno. Ha preso il via oggi la scuola Pasolini, organizzata dal Centro Studi Pasolini di Casarsa. Le lezioni vedranno la partecipazione di 30 fra studenti universitari, laureati o dottorandi di diversi atenei d'Italia. Si rinnova da oggi all'11 settembre la scuola Pasolini organizzata dal Centro Studi Pasolini di Casarsa della Delizia, l'atteso incontro annuale di studio sull'opera dello scrittore che qualifica a livello internazionale l'attività del centro. Tema dell'edizione 2021 della scuola è la cultura medievale da Dante a Boccaccio. Si vuole offrire a studiosi, ad appassionati, a studenti, a laureati una ulteriore possibilità di arricchimento. Quest'anno poi si metteranno a confronto nella scuola Pasolini due intellettuali, Dante e Pierpaolo Pasolini, che si rivolgono ai giovani. E ecco l'altro motivo importante della scuola Pasolini, quello di avere giovani da tutto il mondo che scelgono Casarsa per Pasolini, ma che scelgono Casarsa per i luoghi pasoliniani, per fare un'immersione in quello che questo importante intellettuale del Novecento ha lasciato a Casarsa, ma non solo a Casarsa. Ci sono due friulani nel primo oro conquistato dall'Italia agli europei di ciclismo di Trento, sono Elena Cecchini e Alessandro De Marchi, che torna dopo 4 mesi dall'incubo e dalla caduta che gli costò il Giro d'Italia dopo la conquista della maglia rosa. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, spazio anche all'Udinese con le prime trasferte verso Spezia e con il dubbio Udoge. Parleremo anche di Manzanese che sta attendendo ancora di capire se salverà la prima squadra o resterà società pura. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata, arrivederci.